E vedete che ci sono organismi internazionali come l'Unione Europea, come l'ONU, che ormai non fanno più la politica a favore dei cittadini, ma fanno una politica strumentale a favore di determinati interessi, soprattutto economici. Ed è questo che dobbiamo cercare di andare ad abbattere. C'è una parte, la parte che vuole la globalizzazione sfrenata, che è una parte che non ha a cuore gli interessi dei cittadini, ha a cuore degli interessi economici che vogliono distruggere i popoli, distruggere le comunità, distruggere le tradizioni per farvi diventare dei meri numeri, produttori e consumatori. Sapete, i popoli a volte possono dar fastidio, perché quando un popolo è forte, quando un popolo ha un'identità, quando un popolo ha una storia, non si piega a qualsiasi cosa. In Europa vari popoli non vogliono piegarsi alla globalizzazione che renderebbe tutti dei numeri, ma vogliono rimanere ancorati a quella che è la propria storia e la propria tradizione. Ed è questo che dobbiamo cercare di portare avanti, insieme a, penso, l'Ungheria, insieme alla Polonia e insieme a tanti altri che vogliono darci una mano, anche perché noi abbiamo a cuore alcune questioni fondamentali. Penso alla famiglia, la famiglia è fondamentale. Avete visto che una delle prime cose che è stato fatto è stato far finire quello che era una cosa totalmente assurda, genitore 1 e genitore 2. Noi riteniamo che ci siano le mamme e ci siano i papà. È una cosa piccola, di buon senso, normale, naturale, eppure in questo mondo la sfida è anche sulle cose piccole e di buon senso, normali e naturali. Per esempio, pensate a una cosa, quando si parla di valorizzare la famiglia, magari molti di voi non ci pensano, ma è legato anche alla questione dell'immigrazione. In Europa uno degli scontri più importanti, potrebbe dirvelo Mara, potrebbe dirvelo Giancarlo che con me hanno fatto tanti anni in Europa, era sulla questione demografica, una delle questioni che stiamo portando avanti anche sulla finanziaria che stiamo discutendo in questi giorni. Ebbene, anche a livello europeo c'è una parte del Parlamento europeo che ritiene che, visto che c'è un problema demografico in Italia e in tutta Europa, la soluzione per porre fine a questo problema demografico sia importare nuovi immigrati. Noi semplicemente, guardando quello che è sempre stato fatto a livello storico e soprattutto anche con un po' di buonsenso, abbiamo detto che la cosa migliore è quella di fare in modo che le famiglie tornino ad avere dei figli invece di importare immigrati. Apriti cielo, sembra una cosa assurda, invece è una cosa di buon senso, è una cosa normale, quindi vogliamo aiutare le famiglie, in particolar modo i giovani, a rimanere su questi territori, perché spesso e volentieri devono andare all'estero perché non trovano il lavoro da noi, rimanendo in questi territori per farsi una famiglia, perché non ha senso che i nostri genitori, i nostri nonni abbiano fatto tanti sacrifici se poi i nostri giovani adesso fanno fatica a farsi una famiglia. Non ha senso che tante persone prima di noi abbiano combattuto per fare in modo di farci star meglio se adesso la nostra gente va via perché sta peggio, e magari sta peggio perché qualcuno da Bruxelles, dal Lussemburgo ci viene a dire che ci sono dei parametri economici che dobbiamo rispettare. Prima dell'economia vengono le persone, prima dell'economia vengono le famiglie.